Allora, i Katzelmacher sono lì dall'altra parte del Piave e noi austriaci stavolta gliela facciamo vedere. Come la chiamiamo questa operazione? L'attacco di Caporetto fatto insieme da tedeschi e austriaci era stato battezzato l'operazione Fratellanza d'Armi. Questa sono gli austriaci da soli, la chiamano operazione Radetzky, con l'idea che insomma gli italiani Radetzky se lo ricordano e ci torniamo a quei bei tempi. Un po' ci credono, un po' devono far finta di crederci. L'imperatore Carlo I, nel frattempo è morto nel 16 già il vecchio Francesco Giuseppe, adesso c'è Carlo d'Asburgo, l'ultimo imperatore d'Austria, uno dei pochissimi santi che si ha occasione di incontrare raccontando queste storie, perché l'imperatore Carlo I, che era molto cattolico, è stato fatto santo da Papa Giovanni Paolo II, il cui padre era sergente nel suo esercito. L'imperatore Carlo I dunque fa coniare